Bentornati a Starting Six, la nostra vetrina sulla pallavolo che ha appena vissuto una quarta giornata della Serie A1 Tigotà che ci ha riservato una grandissima sorpresa. A volte basta poco, appena una scintilla, altre volte invece ci vuole un cambio di corsa di quelli poderosi, come quello avvenuto a Busto Arsizio con la rivoluzione in panchina, direttore sportivo compreso. Sta di fatto che la rivoluzione ha prodotto gli effetti voluti dalla società ed è proprio di questo che parliamo con il nostro Pasquale Di Santillo. Ciao Pasquale! Ciao Leonora! Pasquale, come valuti la reazione dell'UIBA dopo l'addio di Caprara e l'arrivo di Enrico Barbolini? Più che una valutazione personale è una presa di coscienza di quello che è successo sul campo. Per spiegare un cambio di rendimento prestazionale così radicale, capace addirittura di portare Busto alla prima vittoria stagionale e contro una delle big, cioè Scandicci, che comunque i suoi problemi li deve avere, ci può essere solo un motivo. La squadra, le ragazze e Caprara non erano più in sintonia, ammesso lo siano mai stati, visto che in fondo siamo appena alla quarta giornata. Barbolini ha avuto in realtà troppo poco tempo per incidere su qualcosa di sostanziale, probabilmente ha solo restituito un po' di tranquillità al gruppo. E la risposta della squadra è stata totale con i 24 punti di Obossa, i 13 di Van Avermaet e Kunzler. Tutte brave ad arginare una Scandicci che comunque ha avuto solo la controprova a 24, ma troppo poco da tutte le altre. Insomma, anche Gaspari avrà da lavorare. Insieme a Busto, anche Cuneo ha portato a casa il primo punto della stagione, facendo soffrire una Milano comunque priva ancora di Egonu e anche della Cazò. Capralo a 20 punti e Bielica 18 ci hanno provato, ma la mostruosa prestazione della danese a Muro, ben 7 punti su un totale di 15, e il solito contributo di Silla 21 e Dalderop 12, sostenute anche dalla Marinova 13, hanno consentito a Milano di contenere i danni e di non perdere troppo terreno nei confronti di una Conegliano inarrestabile. L'Imoco infatti ora è sempre più sola in testa alla classifica, dopo aver regolato senza troppi problemi anche Bergamo con 14 punti di Gabi che sta prendendo confidenza con la squadra con la Volo in palleggio, 11 di H e 6 della debuttante con la maglia di Conegliano, la cinese Zhu con 7 punti, facendo anche fare un turno di riposo alla De Gennaro, comunque ben sostituita dalla Bardaro. Sul fronte Bergamo nessuna delle ragazze di Parisi è andata in doppia cifra. Chi sembra aver preso un gran ritmo è Novara, che ha regolato anche senza fatica una Roma acciaccata. I 17 punti a testa di Tolok e Ishikawa, sempre ben accompagnati da Squarcini 9 a Smeyer 10, hanno scavato un divario troppo ampio da colmare da parte della squadra di Cuccarini, che si è difesa con la solita Orvosova 12 punti. Con il KO di Scandicci, ora al terzo posto dietro Milano, si è formato un quartetto a 9 punti che oltre a Novara e la stessa Scandicci comprende Vallefoglia e Chieri. Le marchigiane sono state brave a cogliere l'opportunità passando sul campo di Almassons e rimonta dopo aver perso il primo set. La squadra di Pistola ha messo in mostra un gioco corale con Bici MVP a 20 punti, Giovannini a 12, Candi 11, Lì 17, Weitzel 12, mentre le friulane hanno avuto in Stranza al 15 e Kraituba 14 punti di riferimento. Sempre al terzo posto, come dicevamo, ma con grande sofferenza, Chieri, che ha dovuto soffrire fino al tie break per avere la meglio di una Perugia decisamente più combattiva. 2 volte in vantaggio, Chieri si è vista raggiungere sempre dalle ombre, quarto set chiuso addirittura a 30, con una super Nemeth 26 punti, Gardini 13 e Traballi 12. E c'è voluta un'immensa Skinner, 31 punti, MVP e top scorer di giornata per portare a casa i 2 punti, senza contare il contributo di Ghichel, 25 e Omorugi 14 punti. Infine convincente l'affermazione, la seconda stagionale di Firenze, che ha regolato non senza lottare Pinerolo. La squadra di Bendandi ha sfruttato la vena di Malual 24 punti con Dervini 13 e Davis Schipa 11, la grande prova del libero Leonardi. Pinerolo invece ha potuto contare sulla solita Smarzek 15 punti, su Bracchi 13 e Lacrari 8, troppo poco per fare punti. Nelle statistiche della quarta giornata tra le marcatrici spiccano le prestazioni di Skinner del Chieri con 31 punti, davanti Nemeth del Perugia con 26, Malual di Firenze con 25 punti, Antropova dello Scandicci e Obossa Busto a 24 punti. Al servizio sono in 5 a contendersi il titolo di miglior battitrice con Mirkovic, Roma, Ishikawa, Novara, Kunzler, Busto, Lì, Vallefoglia e Oro Milano con 3 ace a testa. Infine a Muro altra giornata da standing ovation di danesi, Milano con 7 muri, davanti a Carol Scandicci, Candi, Vallefoglia con 5 muri, Wetzel, Vallefoglia e Gray Chieri con 4 muri. Nelle varie classifiche generali, tra le top scorer si conferma l'Anemeth di Perugia con 99, che però deve condividere il suo primato con la Skinner di Chieri. Sul podio irrompe la Antropova a 87, mentre nella top 5 entra anche la Silla Milano con 82.
che sopravanza la compagna di squadra Dalderop a 78. Anche tra le top Acers primato in condominio tra Antropova, Scandicci e Orro Milano con 8 ace. Segue il trio formato da Alsmeyer, Novara, Obossa, Busto e Perovic, Vallefoglia a 7. Infine tra le muratrici sorpasso della Danesi Milano che arriva a quota 20 e supera di schianto la Butigan di Firenze, ferma invece a 14. Sul podio la Candy di Vallefoglia a 13 che ha superato Combalor, Scandicci e Kocic, Talmasson entrambe a 10. Torna anche la nostra classifica dedicata ai migliori liberi della Serie A1 Ticotà femminile. Ricordiamo che le prime 5 riceveranno un punteggio a scalare da 5 a 1. Entrando nel merito della quarta giornata di ieri, i numeri, e sempre lo ricordiamo guardando i numeri della ricezione, ecco quello che secondo noi è la top 5. Primo posto per Giulia Leonardi che ha trascinato a suo modo Firenze nella vittoriosa sfida contro Pinerolo con un 90% di ricezione positiva e 40% di perfetta, numeri che le consentono di relegare appena indietro al secondo posto Chiara De Bortoli di Vallefoglia che ha fatto appena peggio con 88% e 30% e la partita era più o meno dello stesso livello di difficoltà. Sul podio sale Ilenia Moro della stessa Pinerolo, equilibratissima nel suo rendimento 67 e 67% e per questo appena preferibile a Sara Panettoni di Cuneo, che ha chiuso la difficile sfida con Milano con l'82% di ricezione positiva ma appena 18% di perfetta. A chiudere la top 5 Giulia Denardi di Novara, vincitrice della prima tappa la scorsa settimana, che ha concluso la partita contro Roma con un 67% e un 44%. Quindi nella nostra classifica di Superwoman dopo la seconda giornata abbiamo De Bortoli di Vallefoglia a 8, Denardi di Novara a 6, Leonardi di Firenze a 5, Fukudome di Milano a 3, Panettoni e Armini rispettivamente di Cuneo e Bergamo a 2, Ferrara di Dalmassons a 1. Era tanto atteso il secondo scontro diretto tra Trento e Perugia dopo quello vinto dagli umbri in Supercoppa. E il risultato finale alla fine è una sorta di ribaltone in testa al massimo campionato maschile. È proprio di questo che parliamo con il nostro Pasquale Di Santillo. Ciao Pasquale. Ciao Leonora. Pasquale, ti aspettavi questo netto successo di Perugia in casa di Trento? A questi livelli aspettarsi qualcosa è decisamente rischioso. Chi vede più partite del sottoscritto aveva detto apertamente che Trento era favorita e invece Perugia ha vinto in maniera ancora più netta di quanto era riuscito a fare nel primo impegno stagionale in Supercoppa. 3 punti pesanti, quelli ottenuti dagli umbri, fuori casa peraltro, che valgono il ritorno in testa alla classifica in compagnia di Piacenza che ha perso per strada un punto contro la solita immensa Padova capace di portarla al tie break. Tornando al big match, gli umbri hanno perso il primo set, ma poi sono stati bravi a reagire e a piegare la resistenza dell'Itas negli altri 3 parziali, soprattutto nel terzo vinto ai vantaggi, dimostrando una volta di più che il potenziale a disposizione di Lorenzetti è davvero impressionante. Nelle rotazioni di giornata giù Semenyuk e su Plotnitsky, che insieme a Bentare e Ishikawa hanno messo a terra rispettivamente 28, 21 e 15 punti. Niente hanno potuto fare la Via 12, Garzia 16 e Micheletto 18. Tornando a Piacenza, la squadra di Anastasi con Bovolenta 17 punti al posto di Romanò e senza Kovacevic alla spuntata appunto a Padova dopo aver inseguito sull'1-0 e sul 2-1. Il 2-2 è arrivato solo ai vantaggi, ma Piacenza è stata brava a non mollare un centimetro, cogliendo 2 punti davvero molto importanti grazie a Mandiraci 17 punti, Simon 13, Galassi 9 e Mar 17. Sul fronte veneto bella prestazione di Porro con 22 punti, Masulovic 19, Sediacek 11 e i centrali Plac 11 e Crosato 10. Intanto Verona ha confermato una volta di più di meritarsi il titolo di quarta forza del campionato della Superlega, andando a vincere sul campo di Milano in rimonta. Un grande Keita, 31 punti, sostituito da Zavonorok, 15 da tutta la squadra di Stolcev, ha saputo reagire all'1-0 dell'Allianz e poi vincere gli altri 3 set, di cui il secondo e il quarto ai vantaggi. Per il Milano solo in 3 in doppia cifra con Luati 15, Reger 18 e Kazinski 13. Facile invece il successo di Civitanova che ha trovato una cisterna insolitamente meno combattiva del solito. È vero che nessuno dei laziali è arrivato in doppia cifra. A trascinare invece la Lube un grande Lepchi 14 punti e Lagunzia 13, un successo che vale una constabilità al quinto posto per la Lube. Più agevole del previsto anche la vittoria di Modena su una Monza che proprio non riesce a risalire la china, mentre gli emiliani centrano il secondo successo e stazionano al centro classifica al 7° posto.
Sono stati sufficienti Rinaldi e Bucheger, rispettivamente 13 e 17 punti, e un ottimo Manzani 7 per avere la meglio su una Mint Vero Volley in evidente difficoltà, con nessuno dei suoi in doppia cifra, Svark solo 8 punti e Zaitsev 5. Secondo successo stagionale anche per Taranto, capace di piegare la resistenza di una Grottazzolina che ha lottato fino a 29-27 del quarto set prima di mollare. Tra i pugliesi bella prova di gironi, 25 punti, Hofer 18 e Lanza 13, che hanno avuto la meglio sui rivali Tatarov 16 e la coppia Antonov-Demianenko, entrambe a 12. Rivoluzione totale nella classifica di rendimento generale della Superlega Credenbanca dopo le partite della quinta giornata. Dopo l'ennesima prestazione superlativa balza infatti al comando della graduatoria dei marcatori il maliano di Verona Keita con 108, che sopravanza l'ex leader Regers di Milano a 97. Risale sul podio Micheletto di Trento a 92, mentre guadagna una posizione Masulovic di Padova con 90 e scivola invece in quinta Svark di Monza a 86. E anche al servizio c'è un nuovo leader, è il centrale di Padova Plak con 11 che ha superato Romanò di Piacenza a 10, raggiunto in seconda posizione da Plotniski di Perugia. Quarto Zavoronok di Verona a 9, poi un terzetto per il quinto posto tra Simon di Piacenza, Zakischi di Verona e Demianenko di Grottazzolina a 8 punti. Infine tra i muratori confermato Demianenko a 19 e Bentara di Perugia, salito al secondo posto a 15 davanti Di Martino di Monza a 14 e Flavio di Trento a 13. Infine il quartetto con Crosato Padova, Mazzone Cisterna, Galassi e Simon Piacenza invece a 12 punti. A volte ritornano e funzionano. Già succede, non sarà la prima e nemmeno l'ultima volta, ma capita che un atleta ritorni dove aveva già vissuto un'esperienza e riesca ad esprimersi meglio della prima volta. Fabrizio Gironi, classe 2000 da Vimercate, attuale opposto della gioiella Prisma Taranto, sabato è stato tra i protagonisti della seconda vittoria in Superlega della squadra di Boninfante contro Grottazzolina. 25 punti che lo fanno salire al 13° posto della graduatoria dei marcatori della regular season con 69 punti, media di 4,60 a set, mentre è 17° in quella degli ace con 5 ace realizzati e 26° in quello dei muri con 6. Per Gironi Taranto è una sorta di déjà vu, visto che questo ragazzone di 2 metri, cresciuto in Serie C a Segrate dal 2014, a 18 anni venne ingaggiato da Milano nella stagione 2018-2019 con tanto di esordio in Superlega. 2 anni dopo, ecco il suo arrivo a Taranto in A2, dove ha dato un contributo importante alla promozione in Superlega. 2 anni belli e importanti che gli sono valsi l'acquisto da parte di Piacenza nel 2022. Altri 2 anni prima del ritorno di quest'estate alla corte del club pugliese con Boninfante allenatore e un certo Samuele Papi come vice. Che sia l'anno del decollo definitivo? Appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui su Starting Six, mi raccomando, per parlare insieme della sesta giornata della Superlega Credenbanca che presenta tante altre sfide davvero significative. Alla prossima!